Mister, tanto rammarico perché vince con un episodio, su un errore il Legnago, una partita che forse il Charlins meritava qualcosina in più. Ma assolutamente sì, ma diciamo che la differenza è stata negli episodi, e cioè loro sono stati bravi e cinici a fare gol e noi nelle occasioni che abbiamo avuto purtroppo non si va a gonfiare la rete. Purtroppo questa è una cosa che ce la portiamo da un po' di tempo in giro, e anche con l'impegno che ci mettono tutti i ragazzi nella mole di gioco che si fa in modo di creare le occasioni, però non si ha quella lucidità e quella cattiveria nell'andare a fare gol. Anche se devo essere sincero, devo fare i complimenti a Legnago perché è una bellissima squadra, ha fatto in modo di venire qua e imporre quella che era l'attenzione, anche perché ha dimostrato che nei primi 45 minuti di voler fare in modo di non far passare niente. Noi secondo me abbiamo sbagliato l'approccio iniziale, che dovevamo essere più determinati, più attenti e più cattivi, perché non possiamo prendere un gol del genere. Secondo tempo abbiamo provato a cambiare qualcosina, la squadra ha incominciato a creare delle palle gol e, come ho detto prima, la differenza sta solo là, nel fare gol. Sì, la differenza sta proprio nel gol che è mancato, adesso altre 3 giornate da qui alla Sì. fine, comunque c'è ancora la voglia di andare a prenderci un posto ai playoff. Assolutissimamente, assolutissimamente. È chiaro che oggi ci sono le scorie della sconfitta, però siamo dei professionisti e da martedì si riparte. Ok.